Buongiorno a tutti ragazzi, è atteso per stamattina il primo volo di rimpatrio, diciamo, degli italiani che sono ancora bloccati a Wuhan, quindi in Cina. Quindi a bordo ci saranno 56 italiani, 10 dicono che hanno scelto di restare lì, quindi di non ritornare. Intanto, diciamo, è atterrato poco dopo le 6 all'aeroporto di Fiumicino proveniente da Taipei, il primo volo della Cina Airlines, diciamo, operato per diciamo, il rimpatrio dei turisti cinesi, cioè cinesi che vanno lì in Cina. Quindi diciamo che c'è stata questa specie di ponte, diciamo. Quindi anche se centinaia di medici stanno protestando a Hong Kong, ciao Diego, per chiedere al governo la chiusura dei confini, quindi con la Cina. Quindi diciamo che i ragazzi italiani, cioè i nostri, diciamo, uomini italiani che stavano in Cina, andranno nella cittadella militare a sud di Roma, quindi alla Cecchignola, quindi lì rimarranno per 15 giorni, quindi per quarantena, diciamo, già è stato tutto sistemato, quindi devono alloggiare qui con i medici giustamente per 15 giorni, quindi sì, alle 10, Diego, fra 20 minuti più o meno. Vabbè, Diego, aspetta un attimo. Ecco qua, ragazzi. Allora, diciamo che sono saliti a 361 i morti in Cina, quindi più della SARS, quindi diciamo che le cose non stanno ancora bene. E grazie, Diego. E comunque i contagi, secondo, diciamo, le fonti ufficiali cinesi, sarebbero 17.205 più, diciamo, quasi il triplo della SARS che era 5.327, quindi stiamo proprio, diciamo, brutti brutti. Le borse dei mercati, diciamo, notizie dei mercati, il coronavirus fa crollare le borse dei cinesi, quindi pure il PIL ha perso un sacco di soldi qui. Anche perché nessuno più, ecco qua, Cina, ferme 24 aree che producono l'80% del PIL, quindi a livello di soldi stanno perdendo. Ma perché ce ne stanno un sacco, Diego, quindi impossibile. Se quando ne arrivano a me di link, come fai tu, milioni. Quindi diciamo che non posso scegliere tutti quanti, io perciò c'è sempre il telefono spento, proprio per questo motivo qua. Perché tutti quanti mi mandano tanti link che non hai idea. Allora, sì, in effetti sì. Alle 10 stanno qui all'aeroporto militare di Pratica di Mare, quindi resteranno 15 giorni. No, ma figurati. Quindi un italiano è rimasto lì perché aveva qualcosa che non andava, la febbre in effetti. Quindi secondo i protocolli dovrà ricorrere alle cure mediche locali. Quindi un italiano è rimasto lì, quindi sono partiti secondo me 56, invece erano 57. Quindi ecco che cos'è che non andava. I morti sono 361. Sì, sì, ma tra poco dicono che la benzina si abbasserà pure di prezzo perché non so il perché, ma tra pochi giorni anche la benzina avrà un calo netto. I negozi cinesi non stanno lavorando, stanno fermi. Qualcuno addirittura ha messo un cartello fuori che lo gestiranno gli italiani. Ciao Vince. Quindi alcuni locali, sì, sì, i negozi cinesi, no? Siccome hanno paura di entrare, allora mettono, come si dice, personale italiano dentro, capì? Così non ci sta questa paura di entrare, diciamo, nei locali cinesi.
però secondo me lo stesso non servirà a nulla perché la gente pensa comunque i prodotti arrivano da là, quindi alla fine non succederà quasi nulla, si può dire. Perché il problema non è che sta il cinese, il problema è il mangiare, il problema è che ne sappiamo se non arriva da là, quindi quella è la paura. Secondo me non faranno nulla anche mettendo italiani dentro. Vabbè, queste sono le notizie più o meno che sono adesso, quindi diciamo, sì, sì, lo so, questi non mangiano come noi. Perciò ho detto che lo stesso se mettono personale italiano non entrerà nessuno, quindi non cambia nulla. Vabbè, ragazzi, quindi tra 12 minuti arriva l'aereo, diciamo, a Cecchignola. Quindi tornano gli italiani in Italia. Uno è rimasto lì perché aveva la febbre, giustamente non poteva rientrare, quindi. E poi stamattina è partito un aereo da Fiumicino per far rimpatriare dei cinesi, quindi abbiamo fatto uno di qua e uno di là. Dalla Cina intanto arriva diciamo, l'appello per urgente bisogno di attrezzature mediche protettive, cioè hanno finito in effetti le mascherine. Dicono che è fortemente contagioso, ha superato quello della crisi della SARS del 2002. Ciò di cui la Cina ha urgente bisogno al momento sono mascherine sanitarie, tute protettive e occhiali di sicurezza. Quindi stiamo. Sì, sì, vinceva, non c'entra che metti gli italiani, chi entra oramai? Il pericolo è che uno può pensare che anche una, che ne so, una custodia di un cellulare, qualsiasi cosa può essere infetta, quindi non è il problema del cinese al finale. Quindi la paura è che ci sia qualche virus su qualsiasi oggetto, vestito, che sta lì dentro. Sì, sì, ma secondo me, non lo so, io la vedo a livello proprio. La Cina con questa epidemia, l'economia era la più forte e è crollata proprio. Quindi, secondo me, con questa, diciamo, epidemia che ha messo, ha fatto proprio un tonfo proprio. Era la più forte, secondo me, fino a pochi giorni fa, ma adesso ha perso l'80% del PIL. È una cosa esagerata, ragazzi. Adesso vi faccio vedere che si abbasseranno i prezzi a tutte le parti, quindi già parlano che la benzina si abbasserà, pensate un poco. A breve vedrete che la benzina come abbassa i prezzi. Quindi già lo è stato detto che abbasseranno il petrolio. Una cosa buona per noi allora, vedi? Ogni tanto fa bene al finale. Cioè non capisco perché si devono aspettare queste cose. Benzina, eccolo qua, l'ho trovato. Effetto coronavirus, maxi calo dei prezzi nei prossimi giorni. Sì, sì. Eh sì, in effetti, sì, in effetti. E hanno anche ragione, eh. Coronavirus, un italiano ha la febbre e resta a Wuhan bloccato prima di salire. Quindi ci sono tanti coronavirus, le scienziate italiane hanno isolato il virus, questo l'avevamo già detto ieri. No, ma nemmeno io non entro, non vado da nessuna parte. Sì, diciamo, ecco, coronavirus, le camere alla Cecchignola in cui saranno accolti gli italiani rimpatriati, quindi andranno qui 15 giorni in effetti. Diciamo, allora, nella palestra dell'aeroporto sfilano i 67 italiani. Chi sarà sospettato di aver contratto il coronavirus verrà temporaneamente collocato all'interno di una sorta di incubatrice a pressione negativa, una stanza in PVC alimentata con aria filtrata. Gli altri invece prenderanno la strada di Cecchignola, scortati da un imponente dispositivo di carabinieri e polizia. Quindi in effetti chi sarà un po' più particolare lo mettono da parte, diciamo.
Invece chi sarà normale lo vanno a mettere nelle stanze della cecchignola. Quindi al finale è sempre un casino, ragazzi. Comunque queste qua sono le ultime notizie, quindi fra 8 minuti arrivano gli italiani a Cecchignola e poi verranno spostati, diciamo, in questa caserma, in effetti. Poi le ricadute sono facili di questo tempo, Diego. In effetti è il momento del virus proprio, questo è il picco massimo, è proprio adesso, quindi perciò tutti quanti hanno paura. Perché non sai che cos'è, se è il virus quello là normale o il virus quello lì. Quindi anche questa è la paura, anche perché gennaio e febbraio sono i mesi dove la gente cade malata. Quindi anche questa qui è una fobia. Pure a Salerno, ad esempio, la sera adesso è vuoto. Vi posso assicurare che io, sapete che dicevo che Salerno è sempre pieno, invece adesso è piena sta fobia, ci sta gente, meno gente in strada. Gli altri giorni Salerno era piena. Adesso invece la sera non ci sta più quel casino che ci stava di solito alla Movida, quindi la gente sta a casa, quindi pure ieri, di solito di ieri, la domenica, io non l'ho mai fatto il vaccino, ragazzi, mai. Anche perché dicono che non è buono. Dicono che mettono altre malattie dentro, cose, quindi non l'ho mai fatto. Quindi ieri, diciamo che il centro commerciale non era pieno come le altre volte, quindi si vede che la gente ha paura di uscire. Di solito di questi tempi già i bambini vestiti da carnevale sfilavano, facevano, adesso no. Adesso sono un po', diciamo, ci stanno, sì, ma sono la metà degli anni scorsi. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona continuazione. Ci sentiamo dopo per qualche altro aggiornamento. Lo so, ma so che fa male, la verità. Ciao Diego, ciao Vince, ciao a tutti, ragazzi. Quindi vediamo dopo quando arrivano gli italiani che dicono. Ci sentiamo dopo.